Cari amici, la notizia è un fulmine a ciel sereno. Ormai la speranza di rivedere a casa i due Marò non era più nemmeno nelle nostre menti. E invece vederli atterrati a Roma ci ha riempito di felicità. Cerchiamo i particolari e riusciamo a capire solo un fatto: che è successo ciò che nessuno avrebbe nemmeno mai immaginato. Ecco che è successo. 3 incrociatori, l'unica portaerei della Marina e una nave appoggio erano da tempo nelle acque internazionali prospicienti il Kerala, lo stato indiano dove si svolgeva il processo ai nostri marinai. Approfittando di una notte buia, senza luna, verso le 2 i marinai sono stati prelevati nel silenzio più assoluto dalle loro stanze, portati nel massimo silenzio sulla riva dell'oceano in una spiaggia isolata. Poco dopo, sbucati apparentemente dal nulla, 3 elicotteri sono atterrati su quella spiaggia. Rapidissimo sbarco degli incursori della Marina per proteggere l'operazione, veloce imbarco dei militari e anche dei 2 autisti indiani, perché li avevano aiutati e sarebbero stati sicuramente ammazzati in India, e velocissimo decollo con prua verso il mare aperto. Ora abbiamo analizzato velocemente tutto questo, non è nemmeno lontanamente paragonabile ad Entebbe, quello che è successo in Uganda da parte degli israeliani, ma una cosa rende questo molto più importante per noi, e cioè che il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa, appena sparsasi la notizia, frammentaria e imprecisa, avevano subito detto che non ne sapevano niente, che se qualcuno avesse realmente fatto una cosa del genere era a loro insaputa. Insomma, avevano preso le distanze da un fatto che ora, davanti a tutti, era evidente, aveva avuto il plauso di tutta l'opinione pubblica, di tutti i partiti, di quasi tutta l'informazione. E grande affetto veniva, almeno a parole, professato per i militari che avevano ideato, preparato, organizzato, effettuato quanto nessun politico aveva mai avuto nemmeno il coraggio di pensare. Grandi festeggiamenti si prepareranno in Veneto, sia nel Vicentino, dove 2 sindaci avevano rifiutato con un senso di dignità da fare invidia a tanti politici un invito dell'ambasciatore indiano, e altri a Venezia, perché il Leone di San Marco, il brand veneziano, è stato portato in giro per il mondo con dignità e rispettato da tutti. No, non è vero. Caro telespettatore, quello che ho detto è frutto solo della fantasia. Non è vero. È solo verosimile. Potrebbe essere vero se non ci fosse modestia e mediocrità, sia politica che tecnica. Però se non ci fosse modestia e mediocrità, non ci sarebbe stato neppure il fatto, cioè l'affidamento di personale militare ad organizzazioni commerciali conniventi sia la politica che la tecnica per motivi non chiari, ma intuibili da ciascuno di noi.